controllo che si può fare è quello che viene fatto all'ospedale. Se non c'è lo strumento, oppure se il conducente di un incidente è ferito, una volta arrivato all'ospedale il medico, su richiesta della polizia, fa i controlli per vedere se è avvenuto, anche per controlli di ordine sanitario, tra l'altro, perché anche lui vuole sapere in che condizioni è. Il certificato medico e i tagliandi lasciati dall'etilometro costituiscono prova per contestare la guida in stato d'ebbrezza. Ovvio che per contestare la guida in stato d'ebbrezza bisogna che gli accertamenti siano congruenti, cioè quindi che siano validi, e che l'accertamento permette di stabilire che la persona aveva superato il limite massimo consentito per quanto riguarda l'alcolemia, che in Italia attualmente è di 0,5 grammi al litro. Noi ci troviamo nel mezzo, ci sono parecchi stati anche europei che hanno un valore molto più basso, ad esempio nell'Europa dell'Est la maggior parte degli stati applicano un tasso pari a 0. Lo stato più permissivo al momento è l'Inghilterra, nella quale è possibile circolare con un tasso uguale a 0,8 grammi al litro. Ovvio che le conseguenze poi non sono le stesse in Italia, ogni Stato adotta delle sanzioni specifiche, quindi per esempio in Inghilterra o in America in caso di guida in stato di ebbrezza si viene direttamente arrestati, si va direttamente in cella per poi passare dal giudice la mattina dopo. Qui in Italia è un discorso un po' diverso. Quindi 0,5 per tutti i conducenti di veicoli, eccetto però una categoria particolare, che sono i conducenti che hanno un'età inferiore ai 21 anni, i conducenti nei primi 3 anni di conseguimento della patente, quindi neopatentati, i conducenti che effettuano attività di trasporto di cose in modo professionale, oppure i conducenti che trasportano passeggeri, anche qui in modo professionale, i conducenti di autobus. Per tutte queste categorie il tasso massimo consentito è 0,00, quindi non devono bere assolutamente nulla. Perché anche in questo caso, in caso di controllo, in caso di superamento del limite di 0,00, sono previste sanzioni, tra le quali l'arresto e la sospensione del veicolo, ma addirittura la sanzione più grave può essere la revoca della patente. Provate a pensare alla revoca della patente per una persona che vive con la patente che sta facendo quel lavoro, cioè sta facendo il camionista, sta facendo l'autista di autobus. Ovvio che soprattutto chi guida un autobus ha molta più responsabilità. Provate a pensare a quanti passeggeri ci sono in un autobus, o un mezzo pesante è molto più difficile da fermare rispetto a un'auto e può causare molto più danni. Per i conducenti minorenni, oltre alla sanzione, si è previsto un ulteriore aggravio, e cioè cosa succede? Se io sono un conducente minorenne e vengo fermato, non la guida di un'auto, ovvio, la guida di una moto, la guida di un ciclomotore, eccetera, e vedono che io ho un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi al litro, cosa succede? Oltre alla sanzione ho anche il divieto di conseguire la patente fino al 19° anno di età, cioè perdo un anno di guida dell'auto, insomma, in effetti posso fare la patente un anno dopo. Se io invece supero il 0,5 e vado oltre, devo aspettare fino a 21 anni per conseguire la patente, quindi ne perdo 3. Questa è una sanzione ulteriore. Le sanzioni sono diversificate anche se devo dire che sono molto pesanti. Sono diversificate a seconda del valore del tasso rilevato dagli strumenti o dal certificato medico, perché anche il certificato medico ci dà un valore. E sono diversificate a seconda del fatto che io provochi o meno un incidente stradale. Le sanzioni sono principalmente di 3 tipi. Una sanzione amministrativa prevista per le violazioni più lievi, quelle dove il conducente ha un tasso alcolemico basso, l'ho messo tra virgolette basso, perché il conducente che ha un tasso compreso tra 0,00 e 0,8 non ha un tasso basso. 0,8 non è basso, neanche 0,5 non è basso. Quindi è già alto, già ci sentiamo che siamo diversi nella nostra autovalutazione, già se arriviamo a 0,2 siamo abbastanza diversi. A 0,8 secondo me
Le sanzioni più lievi però vedete che non sono proprio lievi come sembrano, consistono nel pagamento di una somma di denaro che può arrivare anche a 2.000 euro. Ovvio che se il tasso si alza, le sanzioni passano dall'amministrativo al penale, sono di competenza del giudice monocratico, quindi giudice dell'ex pretura, che può combinare un'ammenda il cui valore può arrivare fino a 6.000 euro, e non è poco. E oltre all'ammenda normalmente è prevista anche una pena detentiva, che può arrivare fino a un anno. Spesse volte il giudice in fase di condanna converte la pena detentiva in pena pecuniaria e comincia a aumentare di molto l'importo che si deve pagare. Se poi pensiamo che alle sanzioni amministrative e penali ci sono delle sanzioni accessorie e quindi detrazione di punti sulla patente da un minimo di 5 a un massimo di 20 per un neopatentato. Quanti punti ha un neopatentato? 20. Al momento dell'accertamento della violazione lui perde tutti i punti a corredo della sua patente e quindi torna a zero e deve rifare la patente. Ma non basta, sospensione della patente di guida da 3 mesi a 2 anni. Quindi da 3 mesi a 2 anni io non guido la macchina, decide il giudice o decide la prefettura media. Sequestro del veicolo per la confisca. Nei casi più gravi è previsto il sequestro del veicolo per la confisca. Cosa vuol dire? Che mi prendono una macchina che sia nuova o vecchia, bella o brutta, e poi la vendono all'asta e io non ce l'ho più. E quindi poi, altra sanzione accessoria, come abbiamo visto prima, l'obbligo di conseguire la patente B non prima dei 19 e 21 anni. Si arriva facilmente nel caso di ultima fascia, quindi oltre l'1,5%, si arriva facilmente ai 14-15.000 euro di sanzione da dover pagare. È una sanzione penale che viene messa nel decreto penale e quindi anche la sanzione della pena detentiva viene trasformata in pena pecuniaria, ma si arriva facilmente a queste cifre. Senza contare il valore dell'auto, che sappiamo benissimo quanto costa. Sappiate che tutte le sanzioni che vi ho detto adesso vengono raddoppiate in caso venga stabilito che il conducente in stato di ebbrezza ha provocato l'incidente. In caso di, indipendentemente dal fatto che ci siano feriti o meno. Nel caso di incidente con feriti o morte della persona, le sanzioni vengono ulteriormente aggravate, quindi anche più del doppio. Nel caso un conducente rifiuti di sottoporsi al test per un qualsiasi motivo, rientra automaticamente nella fascia più alta, quindi quella superiore a 1,5 grammi di litro, con le sanzioni più alte naturalmente con la confisca del veicolo. Se la violazione è commessa a bordo di veicoli a 2 ruote, avviene il sequestro del veicolo indipendentemente dal tasso alcolemico rilevato. Quindi se è un ciclomotore o motociclo viene sequestrato per la confisca. In caso la violazione della guida di stato di ebbrezza, sia penale che amministrativa, avvenga durante le ore notturne, quindi l'orario compreso tra le 22 e le 7 di mattina, lì è previsto un aumento che può arrivare fino a un terzo, fino alla metà, da un terzo alla metà, delle sanzioni pecuniarie oppure dell'ammenda. L'unica nota positiva è questa: se io mi sono accorto che ho sbagliato, se io non ho disponibilità economica per poter pagare le sanzioni, se io voglio in qualche modo redimermi, soprattutto se io non ho fatto un incidente stradale, posso chiedere al giudice l'applicazione della pena sostitutiva, cioè io non pago più niente e compenso il tutto dedicandomi a un'attività non remunerata nel campo sociale, quindi magari svolgendo un'attività di educazione stradale oppure di educazione sociale, assistendo le persone magari che sono rimaste coinvolte nei incidenti stradali. Ecco, in questo caso io ho la possibilità appunto di non pagare niente, la mia sospensione della patente viene ridotta alla metà e molto probabilmente non c'è neanche menzione. Questo fatto può succedere una volta sola nella vita, nel senso che l'applicazione della pena sostitutiva si ha una sola volta. Vi lascio dei riferimenti
per eventuali ulteriori vostri quesiti, richieste, ma anche se avete qualsiasi problema in città. C'è per esempio il numero che ho segnato ho messo in evidenza, che è il numero della centrale operativa. Cioè, tutti sono abituati a fare 112 e 113 perché sono numeri gratuiti sicuramente, ma anche molto, molto facili da ricordare. Ecco. Poi dopo il 112 e 113 si girano a noi, ad esempio le chiamate per gli incidenti, si girano a noi le chiamate per i passi carrai, per qualsiasi altra cosa, tutte le cose che succedono nel comune, se non sono cose abbastanza gravi, dove va la polizia, andiamo noi. Ecco. La centrale si occupa di attribuire gli interventi e quindi di mandare l'indirizzo e il numero sotto invece fa parte dell'ufficio dove lavoro io, quindi il servizio sicurezza stradale e traffico, ufficio infortunistica stradale, che è in località Gazzera a Mestre, non so se conoscete, una laterale di via Caruso. Chi ha fatto l'incidente purtroppo bene o male è passato per il nostro ufficio. Infine, altri numeri che possono tornare utili è l'ufficio contravvenzione al codice strada. Qualsiasi violazione del codice della strada commessa in Comune di Venezia passa per l'ufficio contravvenzione. Quindi passaggio in zona a traffico limitato, passaggio con il semaforo, mi raccomando, ci sono i semafori che hanno le telecamere, state attenti, ce ne sono sempre di più e si rischia di prendere la sanzione per il semaforo rosso anche solo perché si è convinti di essere passati con il giallo. Il semaforo rosso sono oltre 150 euro e 6 punti di penalizzazione sulla patente. Ripeto, ci sono queste telecamere che non guardano in faccia a nessuno. Ce ne sono in Corso del Popolo, ce ne sono in Via Milanese, ce ne sono a Valle Parco, ce ne sono su Via 80, eccetera. Ecco, dividi di sosta, qualsiasi altra cosa, fermi, sequestri, ritiri della patente, ritiro della carta di circolazione, tutto passa per l'ufficio contravvenzioni. C'è un numero verde per poterlo chiamare, c'è un numero dell'ufficio informazioni, c'è lo sportello dove ci si può recare, scritto tutto, e c'è anche una mail che non faccio. Se avete bisogno, andate lì, sono i miei colleghi. L'ultima cosa, vi leggo alcuni link utili per quanto riguarda il discorso delle patenti. Sono link di internet, quindi vi collegate e vedete un attimo se avete bisogno di qualche altra informazione. Casomai ci sono che posso darvi altre informazioni. Bravo. Come che hai risposto? Acqua, basta. Acqua. Le motivazioni della serie e conseguenze altrettanto serie. Prego. Comunque ho visto i sensori diciamo, innovativi sono abbastanza chiari e netti, ma c'è mancanza di educazione stradale da parte diciamo, dei conducenti, perché è ovvio una cosa notevole. Io voglio dire una cosa, sì, più che mancanza di educazione stradale, secondo me c'è mancanza di informazione. Non so se tutti sapevano che a seguito di una violazione di quel genere ci sono tutte queste cose. Molto spesso io mi rendo conto, c'è gente che pensa che vabbè, lui è stato d'ebbrezza, sono 200 euro e ho finito, non ho più problemi. Purtroppo no. Vado a pensare una persona che magari sta guidando di notte in una strada qualsiasi fuori del centro abitato, che viene fermata da un controllo della polizia per aver stato d'ebbrezza e gli viene portata via la macchina perché lui non può guidarla. Non c'è nessuno che può andarla a prendere e lui viene lasciato là sulla strada, cioè, non lo mettiamo. Cioè, guarda che sono tutti questi problemi di una persona che si trova. Ovvio che con la conoscenza delle regole uno dice, ma piuttosto di tutte queste cose mi faccio vedere, mi prendo un taxi, guida qualcun altro, posto qui e dormo un po' finché mi passa. Non passa velocemente, però è meglio piuttosto che mettersi la vita subito. Ok? Ringraziamo ancora. C'è una domanda? Il fermarsi a un semaforo, c'è la striscia bianca e poi i passaggi pedonali. Il limite dove arriva la striscia bianca, eventualmente i passaggi pedonali? Perché a me è capitato questa storia. Allora, sui semafori controllati dalle telecamere bisogna fermarsi prima della riga bianca, perché non si passa con il rosso, però si oltrepassa la riga bianca. La riga bianca segnaletica orizzontale è una linea d'arresto, quella comporta oltre la sanzione la detrazione di 2 punti. Le telecamere purtroppo riprendono anche quello. Quando scatta la luce rossa, se la macchina si ferma oltre la linea bianca, appunto viene applicata la sanzione. Se invece
siccome scatta 2 o 3 fotogrammi, si vede che quella macchina è incolonnata, da quello che mi hanno detto i colleghi, perché io non l'ho vista dalle telecamere, però tantissimi hanno questo problema della riga bianca d'arresto, più di quelli che passano con il rosso. Se la macchina era incolonnata dietro altri veicoli, quindi quando è scattata la luce rossa era già sopra la linea bianca, la fotocellula non rileva quella posizione regolare e quindi tutto finisce lì. Ovvio che basta che non parta quando c'è la luce rossa. Però ripeto, per essere sicuri al 100% di non incorrere nelle sanzioni quando si arriva a un semaforo video controllato, bisogna fermarsi prima della riga bianca e subito allo scattare della luce gialla. Quindi non fare come una volta che scatta giallo, libero l'incrocio. Scatta giallo, mi fermo. È l'unico modo per essere sicuri di non prendere sanzioni. Grazie.